Momenti di terrore ieri sera quando un aereo turistico è precipitato in località Gasta Gagallio, feriti il pilota 39enne di Mestre e il passeggero 33 anni residente a Udine, rimasti incastrati nell'abitacolo ed estratti dalle lamiere dai vigili del fuoco. Il velivolo era decollato un'ora prima da Palmanova in Friuli e doveva atterrare all'aeroporto Sartori di Asiago, ma qualcosa è andato storto e il Cessna è precipitato in mezzo al bosco in una zona molto fitta e difficile da raggiungere dai soccorsi. Sul posto vigili del fuoco, soccorso alpino di Asiago e 2 eliambulanze da Trento. Dei 2 feriti il più grave è il passeggero friulano che è stato condotto al San Bortolo di Vicenza nel reparto di rianimazione, mentre il pilota mestrino ha riportato una serie di fratture ed è stato trasportato all'ospedale di Bassano. Per entrambi i medici non hanno ancora sciolto la prognosi. Sotto sequestro l'aereo che nel frattempo è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco che hanno svuotato il serbatoio per evitare incidenti.